Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Palermo resta in carcere l'uomo che ha ucciso il cognato a sangue freddo a colpi di pistola. Si fa più consistente l'ipotesi del movente economico, ma la difesa, che punta sull'instabilità mentale, chiederà la scarcerazione. Nuova insopportabile provocazione di Salvo Riina in rete. Mio padre non c'entrava con Capaci e con la decisione di sciogliere nell'acido il piccolo Di Matteo. Scoppia il caso, il presidente dell'antimafia Cracolici, basta con le offese ai siciliani. Il deputato Lavardera, quel video va rimosso. A Catania stupore e sconcerto dopo che un uomo di 71 anni ha rischiato di far esplodere l'abitazione mentre conduceva un rito satanico, denunciato. Sempre a Catania, dopo il nuovo incidente mortale in viale Marco Polo, chi va a piedi lungo la circonvallazione chiede semafori a pulsante in tutti gli attraversamenti con le strisce pedonali. Senza semafori meglio eliminarle. Crisi idrica nell'Agrigentino, agricoltori del comprensorio riberese esasperati, pronti a marciare con i trattori se non arriveranno subito provvedimenti. In gioco c'è il futuro degli agrumeti e dell'intera economia del comparto. Hanno finalmente preso il largo da Portopalo le barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. Scontro politico sulla missione anche all'Università di Palermo, dopo gli elogi alla flottiglia votati dal Senato accademico e a Scienze Politiche. Arriva a Taormina lo straordinario musical West Side Story, ambientato a New York, ha anticipato di decenni le rivalità tra bande di adolescenti, stasera e domani al Teatro Antico di Taormina. Calcio, stasera al Barbera si gioca Palermo-Bari, tra i titolari dovrebbe tornare Brunori. In Serie C nuova tegola per Toscano, che domani contro il Sorrento dovrà rinunciare anche a D'Ausilio. Bentrovati. Palermo, una quota della proprietà di una casa, la donazione fatta ai nipoti senza passare dai genitori, sarebbero i moventi dell'omicidio del dipendente di una farmacia. Per questo resta in carcere il cognato, reo confesso, ma la difesa chiederà la scarcerazione per problemi di salute mentale. Manlio Viola. Resta in carcere Giuseppe Cangemi, l'operaio di 62 anni della RAP, accusato di aver ucciso il cognato Salvatore Gaglio, di 39, con 4 colpi di pistola sparatigli davanti all'ingresso dei magazzini della farmacia del Sacro Cuore in pieno centro città a Palermo lunedì scorso. Il GIP Lorenzo Chiaramonte ieri sera ha convalidato il fermo dell'uomo, reo confesso del delitto, ed ha respinto l'istanza dell'avvocato difensore Salvino Pantusso che chiedeva il ricovero perché Cangemi sarebbe schizofrenico e non in grado di intendere e di volere al momento del delitto. Il GIP ha invece dato credito alla ricostruzione dell'accusa, secondo la quale Cangemi ha agito per questioni di interesse. Tutto sarebbe legato all'uso di un'abitazione nella quale vive l'assassino insieme alla moglie. La casa di via Nicolò Cervello alla Calza sarebbe però in comproprietà fra le sorelle Presti. Una è la moglie di Cangemi, l'assassino, l'altra la compagna di Gaglio, la vittima. Quest'ultima aveva deciso di disfarsi della sua quota donandola alle nipoti, ma senza avvertire la sorella. Ne sarebbe scaturita una lite lo scorso 6 di settembre fra le sorelle, nella quale poi sarebbero intervenuti i mariti. Da qui, secondo l'accusa, la rabbia incontenibile che avrebbe indotto Cangemi a tendere un agguato a Gaglio e a ucciderlo a colpi di pistola. Una ricostruzione respinta dalla difesa, tanto che l'avvocato Pantuso annuncia ricorso al Tribunale del Riesame anche sulla base della documentazione sanitaria che ha diagnosticato già 3 anni fa la schizofrenia dell'assassino. Scoppia un nuovo caso dopo le dichiarazioni del figlio di Totò Riina in una trasmissione online. Mio padre non c'entrava nulla con l'omicidio del piccolo Di Matteo e non ha ordinato l'attentato di Capaci. Dichiarazioni inaccettabili che però non sono state contrastate da chi conduceva la trasmissione. Marco Gulà.
non ve lo vogliamo nemmeno fare ascoltare. Lui è il figlio di Totò Riina, il boss sanguinario che ha ucciso persone innocenti, contribuendo a infangare e danneggiare la nostra terra. Ebbene, Salvo Riina, in questa chiacchierata in una trasmissione su YouTube, ancora una volta non ha ammesso gli errori fatti dal padre. Ha trovato due morbide spalle nei conduttori ed è arrivato a dire anche questo: mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Giovanni Falcone, quando l'hanno ammazzato, non dava più fastidio alla mafia o a Totò Riina, ma ad altri dietro le quinte. Un elogio continuo verso il padre, con il placet dei cosiddetti conduttori, che supportano Salvo Riina, che, lo ricordiamo, anche a loro, ha collezionato alcune condanne, tra cui una per mafia. Riscrivere la storia è una cosa insopportabile. Mi dispiace che a questo gioco si presti un pezzo del sistema informativo che in qualche modo probabilmente alla ricerca di scoop non si rende conto che dare un megafono a gente che vuole cancellare la storia drammatica della Sicilia è un modo per offendere i siciliani. Chiederò un intervento immediato affinché questo video possa essere rimosso dai social, perché non si può beatificare un mostro e non si può ribaltare la storia. Salvo Riina, indisturbato, continua il suo processo di mistificazione dei fatti. Chi lo dovrebbe intervistare non fa nemmeno una domanda sul passato stragista di Totò Cuitu. Si parla di altro. Riina viene idolatrato dal figlio, che lo definisce un uomo con la U maiuscola. Chiudiamo con queste immagini per ricordare ancora una volta chi era Totò Riina, cosa ha fatto. Le vogliamo fare vedere a chi ancora probabilmente non si è reso conto che a determinati personaggi non gli si deve permettere di avere voce. Chi gestiva la trasmissione non è certamente un giornalista professionista. Uno come noi cose del genere non l'avrebbe tollerata, questa è la differenza. Andiamo a Rosolini, insegue con una bottiglia di acido l'ex fidanzata minacciando di sfregiarla, ma la donna riesce a fuggire e chiama il 112. È finito in manette un uomo di 47 anni, inchiodato anche da testimoni e riprese di videosorveglianza. A Catania rischia di far esplodere l'appartamento durante una seduta spiritica. Sconcerto e sorpresa, denunciato un uomo di 71 anni, Luca Ciliberti. Chissà chi e cosa volesse invocare nella sua ultima seduta spiritica. Sta di fatto che qualcosa è andato storto e il rito propiziatorio, piuttosto che richiamare qualche anima dall'aldilà, ha richiamato solo i vigili del fuoco e la polizia. E lo faceva spesso, però non... Noi abbiamo chiamato perché abbiamo sentito puzza di fumo. Occhiali da sole, berretto, tutto incappucciato, testa bassa, un carrellino, usciva, entrava, uno zainetto. Poi lui non guardava in faccia a nessuno. La radio, foto, traffico, batteroiava, un casino faceva. È successo tutto a Catania, in uno stabile di via Pirandello, nella zona di via Giuffrida. Il 71enne ex infermiere, conosciuto dai vicini di casa che più volte lo avevano segnalato alle forze dell'ordine, aveva acceso dei fuochi all'interno di una stanza del suo appartamento al piano rialzato per praticare un rito satanico. Ma il fumo sprigionato dal rogo e fuoriuscito dalle finestre lo ha tradito. Quando sono riusciti ad entrare in casa, i soccorritori lo hanno trovato visibilmente disorientato e in difficoltà respiratorie. Spento l'incendio è cominciata la perquisizione dell'appartamento. C'erano 7 bombole di gas, il pavimento cosparso di liquido infiammabile, una balestra, un macete e un bastone con una lama conservati in uno sgabuzzino, e poi una stanza tutta tinteggiata di rosso con un tavolo adibito ad altare sul quale vi erano una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti. Riti satanici li faceva. Ultimamente l'hanno rinchiuso perché ha aggredito anche ai carabinieri che sono venuti a fare l'intervento con un cacciavite, poi aveva cose strane in borsa. Il 71enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali, è stato denunciato per incendio doloso e tentata strage. Un gommista è stato sorpreso a Catania mentre cercava di abbandonare per strada in via Calliope, eccolo qua, numerosi pneumatici stipati nella sua auto. A incastrarlo le telecamere della zona, stiamo vedendo le riprese. Le gomme degli automezzi, ricordiamo, sono nocive per la salute. Se non smaltite correttamente possono rilasciare sostanze inquinanti. L'uomo, multato per 5.000 euro, non potrà proseguire più l'attività di gommista. Il mezzo gli è stato sequestrato.
I cittadini catanesi accolgono con un coro di sì la proposta di abolire le strisce zebrate sulla circonvallazione di Catania, dove non ci siano anche i semafori a chiamata. Troppo sangue versato, troppa velocità, ma anche altrettanta distrazione impongono provvedimenti per garantire sicurezza sulla strada. Roberta Lunghi. Poco fa abbiamo visto che sulle strisce pedonali non si sono fermate, stava attraversando una mamma con un bambino appena nato, però non si sono fermati. Questa volta è finita bene, ma poteva finire malissimo su quel tratto di circonvallazione con strisce zebrate anche un po' sbiadite. Noi attraversiamo facilmente, di certo tutelati dalla telecamera, ma presto la tutela per tutti i cittadini potrebbe nascere dall'ipotesi lanciata dal comandante della Polizia Municipale Etnea da Buongiorno Sicilia. Premiamo il pulsante, questo è un semaforo a chiamata per poter attraversare la strada sulla circonvallazione. Questa fra un po' potrebbe essere l'unica soluzione possibile. Abolire le strisce zebrate laddove non vi sia anche il semaforo a chiamata per l'attraversamento. Sulla circonvallazione troppo il sangue, troppa la velocità, troppi gli episodi di rischio e così la soluzione piace a tutti. Perché giustamente una volta che non c'è il semaforo le persone cercano di passare dalle strisce, con il semaforo è più sicuro. Se è una cosa che favorisce i pedoni, senz'altro, però che lo facciano. Io vedo là in fondo, ci sono le strisce, ma ci sono stati gli incidenti, perché semaforo non ce n'è. Lei quindi va sempre a cercare un luogo dove c'è il semaforo? Sì, sempre. Non attraverso mai dove non ci sono le strisce o non c'è il semaforo, perché la cosa importante è la sicurezza. Intanto sono a un punto fermo le indagini sulla morte di Silvia Gulisano, che ha perso la vita in viale Marco Polo prima dell'alba di mercoledì. Ad essere ascoltata solo la persona che ha chiamato il 112, vedendo il corpo della donna riverso a terra, dopo aver sentito solo un rumore. Si è insediato il nuovo rettore dell'Università di Catania, il professor Enrico Foti, al rettorato di Piazza Università. Oggi nessuna cerimonia formale, ma subito i primi provvedimenti. Guardiamo ai giovani, dice Foti, perché possano studiare e rimanere a lavorare in Sicilia. E al territorio il rettore chiede rispetto e collaborazione. Eva Spampinato. Le emozioni del primo giorno di scuola, siamo felici. Nessuna cerimonia formale, niente celebrazioni ufficiali, solo una colazione con scambio di sorrisi e strette di mano e poi subito si entra nel vivo del lavoro. Per il suo primo giorno da magnifico rettore dell'Università di Catania, Enrico Foti ha scelto un insediamento sobrio, un profilo pratico e informale, con la scelta di annunciare i primi nomi dei delegati dei vari settori dell'Ateneo catanese. La professoressa Lina Scalisi è stata nominata prorettrice, il professor Giuseppe Speciale è il nuovo delegato alla didattica. L'elenco va avanti con le nomine e le firme dei documenti. Soprattutto perché vogliamo ulteriormente sviluppare le attività del nostro Ateneo per il nostro territorio e soprattutto per i nostri studenti, che sono la vera forza della nostra tradizione. Foti, docente di idraulica, guiderà per i prossimi 6 anni la più antica università di Sicilia, fondata nel 1434, tra le più storiche d'Italia, che deve guardare al futuro dei giovani. Vogliamo cambiare la narrazione che vede i nostri studenti obbligati ad andare fuori per trovare lavoro. Non crediamo sia assolutamente necessario, abbiamo rapporti con l'industria, abbiamo rapporti con Confindustria. Il rettore chiede inoltre uno sforzo di rispetto e collaborazione a tutto il territorio perché la convivenza con le sedi universitarie possa essere serena. Recentemente a Benedettini abbiamo avuto diversi furti che hanno prodotto oltre 200.000 euro di danni e chiaramente questo impatta sulla efficacia della didattica nei prossimi giorni. Lasciamo Catania per aggiornarvi sulla crisi idrica nell'Agrigentino. Gli agricoltori del comprensorio riberese sono esasperati. Si dicono pronti a marciare con i trattori se non arriveranno in tempo provvedimenti. In gioco c'è il futuro dei loro agrumeti e di tutta l'economia del comprensorio. Davide Sardo.
Stasera gli agricoltori del comprensorio riberese si riuniscono in assemblea per decidere come reagire alla crisi idrica. La tensione è alta, pronti a scendere in piazza e a marciare con i trattori se non arriveranno risposte immediate. Non piove da aprile e gli agrumeti della Valle del Verdura sopravvivono a fatica. Le 2 irrigazioni estive hanno solo rimandato il peggio. Adesso il timore è perdere gran parte del raccolto, con conseguenze pesanti per l'intera economia locale. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, chiede almeno una fornitura ridotta di acqua, 200 metri cubi per ettaro. I sindaci della zona propongono di utilizzare gli invasi Fanaco e Leone, che contengono quasi 4 milioni di metri cubi. L'emergenza oggi è in agricoltura. Se non vogliamo condannare a morte l'economia di un intero territorio, dobbiamo fare qualsiasi sforzo perché nel più breve tempo possibile si possa ottenere una terza irrigazione di soccorso, ripeto, anche con volumi parziali. Lunedì pomeriggio a Palermo si riunirà la cabina di regia per l'emergenza idrica, con i sindaci in prima fila. Per gli agricoltori però è l'ultima chiamata. Senza soluzioni saranno pronti a scendere in strada. Hanno finalmente lasciato Portopalo le barche siciliane destinate a unirsi alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza. La missione è accompagnata da una valanga di polemiche che sono arrivate anche all'Università di Palermo. Maglio Viola. Hanno preso finalmente il mare le barche siciliane che fanno parte della Sumud Flottiglia, la spedizione umanitaria diretta a Gaza. Dopo difficoltà e continui rinvii, siamo partiti e non ci fermeremo più, dice la portavoce della missione, proprio nel giorno in cui sulla spedizione sono piovute critiche e accuse di messa in scena. Sono 42 le barche dirette a Gaza, altre 6 sono partite dalla Grecia, oltre quelle già in viaggio da Spagna e altri paesi. Un messaggio globale, quello della flottiglia: restiamo umani, come usava chiudere i suoi messaggi Vittorio Arrigoni, primo a rompere il blocco navale a Gaza nel 2008. A bordo anche diversi deputati PD, oltre agli attivisti. Intanto a Palermo e Bufera all'università, dove il Senato accademico ha dato il via libera ad un messaggio di supporto alla flottiglia, unendosi al coro che chiede al governo italiano di fornire tutela diplomatica alla missione, che si configura come umanitaria. Immediate le repliche partite anche dal ministro dell'università Anna Maria Bernini, per la quale se la missione è umanitaria la tutela c'è già, ma la polemica va oltre. Per l'ex vice sindaco di Palermo, oggi segretario della Camera dei Deputati, Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, l'unico scopo della missione è screditare il governo Meloni. Gli attivisti usano la stessa terminologia di Ellis Klein, mentre per l'attuale vice sindaco di Palermo, Giampiero Cannella, è pericoloso dividere il mondo in buoni e cattivi in base alle convinzioni politiche. A Ragusa Ibla, palazzi e giardini si aprono all'arte internazionale. Torna il Ragusa Photo Festival, rassegna di fotografia contemporanea che quest'anno invita il pubblico a guardare la propria interiorità. Veronica Barbarino. Un intero quartiere che diventa una galleria d'arte a cielo aperto. Ragusa Ibla, cuore barocco della città, accoglie il Ragusa Photo Festival, la rassegna che unisce i linguaggi della fotografia d'autore alla bellezza senza tempo della Sicilia del sud-est. Oltre 15 mostre diffuse tra palazzi storici e il giardino ebleo per raccontare con un nuovo sguardo il mondo. Per la 13ª edizione abbiamo deciso di fotografare l'interiorità. Cosa vuol dire? La fotografia è un mezzo di impatto veloce, quindi in un mondo in cui si evidenzia soltanto l'apparire, abbiamo scelto di dedicare i nostri progetti fotografici alla interiorità, alla ricerca di se stessi. L'interiorità raccontata attraverso la religione, la moda, la televisione e il corpo. La fotografia quindi non solo come immagine, ma come strumento di riflessione. Maria Lax, Jessica Bacaus, Cristina Vatielli, Alessia Rollo, Stefano De Luigi, che ci racconta proprio le immagini televisive come dagli anni 90 hanno iniziato a rivoluzionare l'apparenza. Le loro opere invitano a ridare centralità all'identità interiore dell'uomo, soffermandosi sull'ascolto e l'accoglienza per contrastare la solitudine e il vuoto esistenziale. Le mostre sono visitabili fino al 28 settembre. Arriva a Taormina l'intramontabile musical West Side Story, stasera e domani al Teatro Antico di Taormina. Francesco Triolo. Le atmosfere di una New York anni 50, la storia d'amore stile Romeo e Giulietta,
che nel 61 incantò tutti nella versione cinematografica. Stasera e domani al Teatro Antico di Taormina arriva il musical Colossal West Side Story firmato da Massimo Piparo, un debutto siciliano nello scenario unico della Perla dello Ionio per l'adattamento italiano dell'opera più celebre di Broadway, con orchestra dal vivo, un cast internazionale e oltre 30 artisti sul palco. Lo spettacolo mantiene intatta la sua potenza dopo quasi 70 anni, affrontando temi universali come l'amore ostacolato, il conflitto generazionale, lo scontro tra culture diverse. Sul palco Luca Gaudiano e Natalia Scarpolini daranno voce ai due protagonisti divisi dall'odio tra Jets e Sharks, accompagnati dalla celebre colonna sonora di Bernstein con brani immortali come Maria, Tonight, Somewhere e America. West Side Stories, insomma, promette al pubblico siciliano 2 serate indimenticabili. Bene, è il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo stasera contro il Bari in casa e una nuova tegola per il Catania che dovrà rinunciare domani ad Ausilio. Grazie per averci seguito, continuate ancora, vi aspetto fra pochissimo. Calcio, stasera al Barbera Palermo-Bari, Inzaghi vuol continuare a vincere, ho una squadra carica e motivata, ha detto in sala stampa, e tra i titolari dovrebbe tornare Brunori. Marco Gullà. Penso che la cosa più bella sarà se tra qualche settimana chi entrerà in campo, se non ci fosse scritto il nome sulla maglia, non ci accorgeremmo neanche di chi gioca perché sono tutti allo stesso livello come li vedo in allenamento. È il messaggio di Pippo Inzaghi in attesa del match di stasera al Barbera contro il Bari. Il tecnico carica squadra e ambiente. Siamo tutti allo stesso livello, siamo il Palermo. Un po' come cantano i tifosi rosanero che oggi saranno in oltre 32.000, quasi record. Fabio Caserta per il Palermo e per Inzaghi rappresenta un tabù, ma il tecnico rosanero prova a guardare avanti. Penso che la cosa di Caserta che abbia vinto 2 volte alla favorita possa caricarci ulteriormente, penso che sia un altro tabù da sfatare, l'abbiamo già fatto domenica a Bolzano, per cui questa squadra deve abituarsi a battere i tabù, a battere i record se vuole diventare grande, per cui un ulteriore stimolo a far meglio. Poi Caserta è un ottimo allenatore, è vero, l'anno scorso con me ha pareggiato 2 partite, ma non è Caserta e Inzaghi, è Palermo contro il Bari. Palermo che vuole continuare a volare la probabile formazione dei rosanero. In porta Joronen, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Gomez, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Brunori alle spalle di Poyampalo. Fischio d'inizio alle 21. Catania, tra qualche ora parlerà Mimmo Toscano per presentare la sfida di domani pomeriggio al Massimino contro il Sorrento, annunciando la possibilità che possa cambiare qualcosa nella formazione, anche perché alla lista degli infortunati si è aggiunto Michele D'Ausilio, servizio di Francesco Triolo. La vigilia della partita contro il Sorrento per il Catania è vissuta facendo la conta degli infortunati. L'ultimo proprio oggi, Michele D'Ausilio a riposo per una severa contusione subita in allenamento in attesa di accertamenti strumentali. Non roba da poco, perché a mancare a Mimmo Toscano sono pezzi importanti sia in attacco che a centrocampo. Oltre D'Ausilio anche Aloi, Martic, Caturano e Rolfini sono nella lista degli indisponibili. Per Toscano nascono i problemi nella scelta dell'11 da schierare in una gara che deve segnare il momento di riscatto dopo le 4 sberle di Cosenza, un riscatto che deve essere dal punto di vista del risultato ma anche e soprattutto in questo momento sotto l'aspetto psicologico. Dopo la partita da parte di tutti noi c'è stata tanta amarezza per come è andata la partita. Ho trovato un gruppo intelligente dove tutti ci siamo messi a fare delle analisi oggettive, non soggettive, che è diverso, come è giusto che sia. E abbiamo pensato subito alla partita di domani, che è un'altra partita dove devi mettere un altro mattone a quelli che hai messo. Per il match di domani a contare sarà soprattutto l'atteggiamento, a prescindere da chi andrà in campo. Sulla tre quarti Jimenez dovrebbe giocare al fianco di Ciccerelli dietro la punta forte. La novità in mezzo potrebbe essere Quaidi, che rientra dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica e dovrebbe affiancare Corbari. Ci saranno dei cambiamenti, può essere della partita,
perché la cosa positiva della partita di Cosenza è stata che chi è entrato ha fatto bene, tutti. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità, con Celi tornato ormai a disposizione in difesa, il Massimino sarà pieno, la prevendita ha raggiunto quasi 3.000 biglietti a cui aggiungere la quota abbonati, una spinta in più per la squadra. Intanto però in vista del derby di mercoledì sera a Trapani c'è da segnalare il divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. Ci fermiamo qui, grazie e buon pomeriggio.